dicevi giorni separare. Io sarei per fare un applauso, voi cosa dite? È un applauso, si fa un bel applauso. Grazie. Vice Ministro, possiamo grande. fermarlo? Che sono lì, se possono avvicinarsi, c'è Gloria che è ex presidente del consiglio di quartiere, ci sono alcuni residenti, c'è Anna Barzon che è consigliera comunale, è stata vicepresidente di questo quartiere, insomma, e ovviamente Sergio. Buongiorno, non ho più il nome, pare che Cosa si fa adesso? solo con gli occhi oppure la mano sul cuore. Facciamo due cose? Parto io? Allora, questo lo possiamo definire come dire non solo un momento, Alessandro, vieni anche tu, credo sia importante perché questo è stato un gioco di squadra della città, grazie anche alle nostre istituzioni come dire, che stanno sopra di noi e quindi oltre al sindaco e a tutte le autorità locali, il vice ministro Matteo Mauri e l'onorevole Alessandro Zan. Qui c'è un'operazione di cucitura di come dire, un protocollo, un percorso che ha reso possibile quanto stiamo vedendo che è stato molto complicato, ma ce l'abbiamo fatta. Io credo che siamo di fronte a un bel esempio che Padova dà all'Italia di un'amministrazione intanto che porta a termine gli impegni che si prende e questo già come dire, un valore importante nel mantenere fede a quelli che erano gli impegni. E qui c'era un impegno importante con questo quartiere ma con tutta la città perché tutti quanti noi sappiamo cosa ha rappresentato di Anelli. Io credo che sia anche una bella pagina di come Padova abbia affrontato quello che è sempre stato un esempio di integrazione non riuscita, di convivenza non riuscita e di disastro urbanistico che ha portato ad uno scempio che è quello che poi è stato conosciuto come l'ex Bronx di Via Anelli e oggi possiamo dire ex Bronx davvero perché da oggi il complesso Serenissima di Via Anelli non esiste più, è stato cancellato. Qui l'abbiamo fatto, abbiamo affrontato temi di carattere, appunto questi problemi di carattere sociale, questo scempio urbanistico, l'abbiamo fatto usando la forza, sì, ma l'abbiamo fatto sempre con grande concretezza e senza mai usare la demagogia. Questa non è la ruspa che spazza, questa è la ruspa che costruisce e qui si costruisce un futuro nuovo perché da oggi si lavora pancia a terra per la nuova questura. La nuova questura qui significa un servizio centrale, un servizio importante che arriva in un quartiere di periferia, quindi cambia anche il disegno della città e quindi si capisce come si affronta in modo positivo quello che è stato un problema. E la rigenerazione urbana di cui tanto si parla qui significa non solo un edificio nuovo, ma una funzione nuova per questa zona che porterà anche un indotto che aumenterà l'interesse e il valore di questa zona. Il quadrante est si candida quindi ad essere come dire, una delle aree di sviluppo più importanti della città perché tra la questura e il nuovo ospedale in programma insomma diventa sicuramente per Padova una delle parti delle zone come dire, più di maggiore interesse e penso anche a chi ha vissuto gli anni della svalutazione qui a causa di quello che accadeva e che oggi invece può guardare anche alla propria zona e i propri averi, quindi non solo in ottica di città ma anche un'operazione per i cittadini con una prospettiva sicuramente molto diversa. Io voglio ora ringraziare e ovviamente dare la parola a tutti quanti sono qui, dal vice ministro Matteo Mauri, il sindaco, il questore e l'onorevole Alessandro Zan, il prefetto che lo invito a venire. È stato un grande lavoro di squadre, senza il contributo di tutti non avremmo raggiunto in così poco tempo un risultato così storico. Grazie. Vice Ministro Matteo Mauri. Prego, sindaco. No, Matteo. Io sono interessato ai risultati. No, devo dire che
A me fa molto piacere essere qua oggi, a maggior ragione perché ero presente in una giornata molto più fredda di questa ad assistere all'inizio dell'abbattimento della prima palazzina. E il fatto che nel giro di poco tempo siano state abbattute tutte, siamo già in una fase così avanzata e abbiamo messo a segno, avete messo a segno un risultato così importante, io credo che debba essere una grande soddisfazione di tutti. Questo è uno di quei progetti che ha a che fare con la sicurezza urbana, perché la sicurezza si ottiene anche con la riqualificazione urbana e questo è un esempio straordinario, secondo me uno dei migliori in giro per l'Italia proprio in questo senso, e cioè ripensare il territorio, ripensarlo anche dal punto di vista urbanistico, ripensare l'insediamento anche del pubblico. Non a caso il fatto che qua ci sarà nel tempo più breve possibile la questura e riqualificare un pezzo di città. Tra l'altro questa operazione, come diceva adesso il vice sindaco, si inserisce dentro un percorso più complessivo di riqualificazione, di rilancio di un'intera zona della città. E io penso che questo sia uno dei modi più importanti per garantire sicurezza. Sicurezza è sicuramente controllo, sicuramente repressione, per cui dobbiamo ringraziare tutte le forze dell'ordine, chi le coordina per il lavoro straordinario che fanno ogni giorno. Sicurezza però è anche ridurre la marginalità, ridurre l'esclusione sociale e riqualificare, perché la verità è che anche il bello ha un suo ruolo importante nel modo in cui si vive la città e la si percepisce, e devo dire che in questi anni i lavori che si sono fatti qua a Padova vanno tutti in questa direzione, sono tutti ragionati in questo modo e i risultati, devo dire, si vedono. Quando siamo venuti l'altra volta abbiamo anche fatto un approfondimento sull'andamento della criminalità e abbiamo visto come negli ultimi anni sia progressivamente e in modo costante diminuita, devo dire in tutta Italia, in alcune zone in particolare questo è uno dei casi, perché guardate, noi dobbiamo cercare in tutti i modi di rimettere insieme la percezione di sicurezza con la sicurezza reale, perché la verità è che la sicurezza reale è molto più alta rispetto a quella percepita e questo è un problema, perché a me non interessa se uno semplicemente si sente insicuro. Se si sente insicuro è insicuro, perché limita la propria libertà di uscire la sera, di fare le cose e di conseguenza è una limitazione della libertà inaccettabile. E questo, guardate, accade anche a causa della propaganda di chi prova a aumentare le paure per provare ad avere un dividendo politico. Io penso che quello sia un atteggiamento irresponsabile perché lede i diritti dei cittadini, perché produce un danno ai cittadini. Invece noi dobbiamo lavorare, come stiamo facendo, sulla sicurezza vera e dobbiamo spiegare alle persone che vivono in una società che è più sicura rispetto ad alcuni anni fa e la sicurezza si fa anche in questo modo. Questo è un modo intelligente con cui le amministrazioni, molte di quelle che condividono, diciamo così, un certo impianto nella gestione del territorio, stanno portando avanti. Io proprio qua a Padova siamo andati un po' di tempo fa di fianco alla Cappella degli Scrovegni a vedere un altro lavoro che va nella stessa direzione, cioè la riqualificazione del parco che era purtroppo, diciamo così, terra di spaccio e di spacciatori e che è stato riconquistato anche qua grazie al lavoro incessante delle forze dell'ordine e grazie a un lavoro intelligente di riqualificazione, perché la verità è che dove torna la gente, dove tornano le persone, i delinquenti se ne vanno, fanno armi e bagagli e se ne vanno. Noi dobbiamo, la politica e l'amministrazione, riconquistare questi spazi. Nell'alleanza tra forze dell'ordine, prefettura e amministrazioni si può raggiungere questo risultato e se lo facciamo non lo facciamo solo perché ci piace e ci piace assistere a questi momenti che sono anche un esempio di buona politica, ma lo facciamo per i cittadini. E ricordiamoci, ultima cosa che dico, che per fare questa cosa non è che si è semplicemente portata qua una ruspa e tirato giù una palazzina, questo è un lavoro di anni che aveva in testa un obiettivo politico che è stato complicatissimo perché qua abbiamo dovuto ricomprare 200 appartamenti, metterli in capo al pubblico,
alla collettività per produrre un risultato per la collettività. Per cui a me piacciono questi lavori non improvvisati, che sono figli di una filosofia che paga, e mi sembra che su questo anche i cittadini hanno capito perfettamente il lavoro che si è fatto, anche perché, come dicevo prima, non è l'unico, no? Ma è figlio di un impianto. E guardate, la politica nell'amministrazione conta tantissimo. Non si può amministrare bene se non si ha in testa la politica, e questo è il modo migliore per dare proiezione pratica a idee politiche che secondo me sono quelle che servono veramente e sono utili ai cittadini, e di conseguenza qui devo fare i complimenti a tutti. Dico a tutti perché se dovessi mettere in fila uno per uno non finirei più. Io sono anche noto per dimenticarmi poi qualcuno e non vale la pena, per cui la verità è che mi piace, mi fa proprio piacere poter ringraziare tutti e festeggiare insieme a voi un passaggio così importante. Poi ce ne saranno altri, perché questa è la pars destruens e poi c'è quella construens, per cui tutti i passaggi già previsti, già finanziati, già certi di costruzione della questura e di tutti i servizi che può portare, e anche del senso di sicurezza che può dare in una zona che non è centrale come spesso accade, ma è volutamente periferica, e di conseguenza complimenti a tutti. Io ringrazio il nostro vice ministro degli interni di essere venuto qua, che ringrazio anche Alessandro Zan. Chi avrebbe creduto 3 anni fa, che noi 3 anni e mezzo fa, che avremmo fatto 3 cose di questo genere? La Prandina a ottobre, demolito via Anelli, e avremmo avuto la questura, tutti i progetti di cui si parlava 15-20 anni, terrazzo per piazzale Boschetto, ospedale. Chi ci credeva? Nessuno. Alzate la mano, chi ci credeva? Nessuno. Bettino non fa testa. Per cui io sono contento di questo lavoro che ha fatto, ringrazio Andrea che si è speso molto in questo senso, ringrazio tutte le istituzioni. A Padova riusciamo a fare tantissime cose perché le istituzioni sono unite, non c'è nessuno che rema in senso contrario. Questo è il grande vantaggio di Padova, che lavoriamo per Padova, nel senso stretto del termine, per avere i risultati. Questi sono i risultati. Nel giro di un mese sarà pulita tutta la zona. Io penso che entro ottobre faremo il cambio Prandina, sarà un altro avvenimento storico importantissimo, e in più tra 6-7 anni avremo la questura. Non so che sembrano tanti, però se pensiamo quanti anni abbiamo discusso e chiacchierato, poi è fortissimo con i progetti a chiacchiere, un po' meno quando si tratta di fare. Io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, per cui ringrazio veramente tutti del lavoro fatto tutti assieme. Se non si fa il lavoro assieme è impossibile farlo. Vorrei chiedere al nostro questore. Bravo Sindaco. Io non posso che ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco per aver destinato quest'area alla costruzione della questura. Certamente fare la questura in quest'area, che fino a molto tempo fa era abbastanza critica, significa anche un ulteriore presidio di illegalità. Concordo con quanto detto il sottosegretario, che laddove c'è il presidio delle forze dell'ordine sul territorio, le istituzioni fanno anche la loro parte, io aggiungo che debbono fare la loro parte anche gli stessi cittadini, perché se i cittadini si riappropriano dei quartieri, delle piazze, dei giardini, non c'è spazio ovviamente per chi vive nella illegalità. E possiamo vedere in questi giorni laddove anche i cittadini partecipano alla riqualificazione delle aree urbane, perché la presenza dei cittadini costituisce di per sé presidio di sicurezza. Laddove c'è gente per bene che occupa lo spazio pubblico è quello anche un presidio di sicurezza. Ecco, io volevo semplicemente aggiungere questo. Grazie. Alessandro ha parlato il vice ministro, il sindaco, il questore e il vice sindaco. Anch'io mi associo a questo risultato importante, anch'io ho fatto l'amministratore in questa città e so bene con Gloria, con cui abbiamo lavorato, con Anna, e so bene cosa significa lavorare assiduamente ogni giorno per portare dei risultati concreti, tenendo conto di tutte le difficoltà, dei protocolli, della burocrazia, dei tempi lunghi.
e questo risultato così plastico, così evidente, presenta appunto un segno della buona politica, e io penso che anche il fatto che la città oggi, nonostante l'emergenza sanitaria, nonostante il fatto che questo distanziamento sociale ci abbia in qualche modo distanziati l'uno dall'altro, ecco, è importante però che nonostante il distanziamento fisico che è necessario per contrastare questa pandemia, è importante che non si dimentichi la socialità, il fare politica assieme, coinvolgere i cittadini, perché se i cittadini presidiano le nostre strade, la nostra città, i nostri quartieri, come è stato detto, questo è sicuramente una garanzia di maggiore sicurezza. E dunque io mi associo veramente ai ringraziamenti che sono stati fatti e penso che anche un rapporto virtuoso tra amministrazione pubblica, governo e Parlamento per fare sinergia e per aiutare, diciamo, questi processi ad essere più veloci e anche a portare dei finanziamenti a questa città, come stiamo facendo e come è stato fatto, rappresenti, diciamo, un punto di forza. Cioè le chiacchiere stanno a zero, alcuni fanno gli slogan e appunto citano le ruspe, citano i problemi evidenziandoli senza mai risolverli. Ecco, la differenza penso tra quello che sta fatto questa amministrazione e chi invece fa propaganda è proprio questo, cioè affrontare i problemi, individuarli e risolverli con una coerenza e con una filosofia politica che porta poi a dei risultati concreti. Per cui anche da parte mia il grande applauso per questo importante passaggio, che però non è finito perché si concluderà con altri risultati importanti per questa città. Bene. Prefetto, se vuole dire qualcosa, in realtà ha avuto un ruolo fondamentale. Se non c'era... Io ho avuto solo la fortuna di dirigere per 4 anni l'ufficio ministeriale che seguiva queste cose, quindi avevo maturato un po' di esperienza. E solo per una nota di colore che piace ai giornalisti, al Ministero ci sono 15 tentativi di realizzazione di questa questura a partire da anni lontani. Ci sono state 15 proposte perché la necessità di trovare un edificio degno alla questura ovviamente risale a molto. Quanti? 15 progetti ci sono stati negli anni di tentativi di trovare una sede alla questura. Ora speriamo che siamo sul binario buono. Abbiamo avuto il prefetto giusto. No, questo non c'è. Nel momento giusto. Il prefetto giusto non c'è. Realisticamente il percorso non è finito, dobbiamo fare ancora passi importanti, li faremo nelle prossime settimane con la firma non solo dell'atto ma anche con gli atti necessari per iniziare poi a fare le progettazioni e la realizzazione. Io spero, almeno questo sarebbe il mio disegno, spero che sia anche il disegno dell'amministrazione. Andiamo avanti, la prossima volta speriamo di avere il capo della polizia che viene a firmare un protocollo definitivo per la realizzazione. Grazie. E scusate, io adesso volevo dire una cosa, volevo anche mettere l'attenzione su una cosa, perché poi noi parliamo e facciamo sempre bella figura davanti a tutti, ma in realtà tutto questo è stato possibile anche in questo modo, come dire, fluido, perché abbiamo avuto degli uffici che hanno lavorato in modo straordinario. Qui sono presenti Diego Giacon, Giovanni Marchetti, Emanuele Nichele, che sono tutto il comparto del settore infrastrutture che ha seguito questo cantiere, che significa mesi di lavoro, che significa, come prima diceva il Vice Ministro, 200 appartamenti acquistati da 200 proprietari diversi. Qui c'è il settore patrimonio che ha lavorato e poi consegnato al settore infrastrutture, e poi demolito 6 palazzine in poco tempo con la problematica dell'amianto. Quanti erano gli ambienti contaminati, Diego? Più di 200 ambienti contaminati. Sono cose che in genere bloccano per anni un cantiere, e invece in poco tempo, in pochi mesi, quelli che ma c'è una settimana di ritardo in pochi mesi, quello che invece ha bloccato per anni altri cantieri qui ha proseguito grazie al lavoro degli uffici. Un grande grazie va sicuramente a loro, che poi hanno lavorato dietro le quinte ma hanno fatto il lavoro, come dire, più importante. Grazie davvero. Bene. Grazie a tutti, se non avete domande. No, ne abbiamo veramente.